affrontare per garantire l'efficienza della spesa attraverso questi prodotti di business intelligence permetterà anche agli enti locali, comuni e province, lasciamo le province, si vogliono eliminare, ma comunque buona parte delle funzioni delle province comunque non potranno essere soppresse, dovranno rimanere, per cui le farà la regione, le farà il comune, le farà un altro organismo intermedio, ma qualcuno le deve fare, per cui va calcolato bene quello che è il risparmio effettivo alla fine di un percorso. Ma al di là di questo, che sono scelte sulle quali noi facciamo i tecnici e ci siamo sempre fermati lì nel fornire dati e numeri, e tecnici anche obiettivamente equidistranti da tutte le posizioni, perché il ruolo di terzietà di SOSE per noi è sempre stato fondamentale, l'abbiamo detto, sia nei confronti dei contribuenti rispetto all'agenzia, così nei confronti degli enti locali rispetto allo Stato. Noi cerchiamo di dare informazioni e strumenti operativi. Ecco, negli strumenti operativi ci sono prodotti di benchmark che permettono di simulare al singolo ente locale come riallocare la propria spesa e ottenere il migliore risultato. La funzione dei fabbisogni standard, quella è per legge che dovevamo farla, e poi quella dei livelli quantitativi delle prestazioni che ci permettono di dare una valutazione che parla come avete visto prima, e poi un ultimo prodotto che abbiamo testato all'epoca del commissario Bondi, che però poi è uscito in altro modo, e comunque è quella delle frontiere di efficienza produttiva, cioè vedere a che livello posso arrivare in termini di risparmio avendo lo stesso tipo di servizi e naturalmente poter girare questi risparmi a investimenti produttivi sul fronte del territorio e del mondo delle imprese. Quindi questo dà sono le ultime due slide. Questo è un comune del Veneto che, per quanto riguarda l'anagrafe, come vedete ha tutta la mappatura a livelli superiori rispetto alla mediana, sia in termini di servizi che di front office, che attività elettorale, che back office e così via. Se andiamo a vedere quest'altra mappa invece, che è un altro comune nostro del Veneto, ha fatto una scelta per la polizia locale, tutta spostata verso attività di pubblica sicurezza, però ha completamente trascurato tutta un'altra serie di servizi. Ecco, quindi come vedete con questi strumenti certamente è possibile avere un supporto decisionale all'attività dell'amministratore pubblico. Queste erano le indicazioni